Vendevano eroina a chili, 5 i tunisini arrestati dai carabinieri. Dalla riviera del Brenta, dove vivevano tranquilli in un appartamento di Oriago di Mira, facevano arrivare le dosi a consumatori giovani e meno giovani del trevigiano e del veneziano. Gli ordini partivano via telefono, nome in codice delle dosi, punture. Quindi una squadra di vedette inforcava la bicicletta per fare da palo e pattugliare i luoghi della consegna. L'area verde del Palasport Taliercio di Mestre, più vicina al terraglio per gli assuntori di eroina trevigiani, oppure Marghera nei parcheggi dei centri commerciali. Tutti gli arrestati hanno precedenti per spaccio di droga. Nonostante i precedenti per spaccio, non avevano in nessun modo fermato la loro attività e appena fuori dal carcere avevano ripreso a spacciare per le strade di Mestre. Le indagini erano iniziate dopo che i carabinieri della tenenza di Mira avevano rilevato un'eccessiva presenza di tunisini, tutti nello stesso appartamento, tutti senza lavoro. Gli appostamenti hanno rilevato lo spaccio. Il gruppo si riforniva settimanalmente a Padova con un etto di eroina a settimana, valore oltre 3.000 euro. Il loro commercio è andato avanti per più di 3 mesi, 1,5 kg di droga, tutta sequestrata dall'arma, per 45.000 euro di business. Oltre ai 5 tunisini arrestati, altri 4 soggetti, tra cui un italiano, sono stati denunciati in stato di libertà. 34 gli assuntori di eroina segnalati alla prefettura tra trevigiani e veneziani. Un tipo di stupefacente che sembrava sparito dal mercato, invece di nuovo richiesto. E anche il costo particolarmente basso influisce sicuramente sull'aumento della richiesta sul mercato.